Un'emozione, ma soprattutto un atto di fede e di grossa responsabilità nei confronti della città e di tutti coloro che chiaramente hanno sempre fatto Sartiglia, quindi a partire dai due gremi, il mio stesso gremio, trombe, tamburi, cavalieri e tutta la città chiaramente intera. Questo era appunto un atto di responsabilità, come dicevo prima, è un atto di fede, perché? Perché la Sartiglia è fatta di queste piccole cose e quindi ci eravamo detti che comunque Sartiglia è vero che non se ne facesse, però dovevamo comunque dare atto a quel simbolo religioso, quantomeno della vestizione e della benedizione, insomma. Questi erano un po' i patti che avevamo in qualche maniera contratto col gremio, ecco. La vestizione e la benedizione sono avvenute all'interno della sede, il Sì. componitore non è uscito. No, obbligatoriamente è una cosa che doveva essere fatta lì, all'interno appunto delle cosiddette mura private, ecco. Quindi ci è parso opportuno appunto farlo proprio all'interno della sede del gremio, insomma, come storicamente avveniva un tempo. Non c'era neanche il cavallo? Assolutamente no, c'è stato un divieto assoluto da parte degli organi di polizia e quindi noi abbiamo rispettato rigorosamente quello che loro hanno dettato, quindi abbiamo fatto solo l'atto religioso, come dicevo prima, della vestizione e della benedizione, ecco. Niente di più.